Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi i titoli più importanti del pomeriggio. Incidente mortale nel Catanese in contrada Scalilli, siamo nel territorio di Paternò. Il sinistro ha coinvolto 3 mezzi causando un morto e 5 feriti. È morto invece ieri mattina al Policlinico di Palermo Franco Muliello dopo 11 giorni di agonia a seguito di un incidente al viale Regione Siciliana che aveva coinvolto anche il figlio 36enne. Respinta l'istanza di scarcerazione per Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazzara sentimentalmente legata al capo mafia Matteo Messina Denaro, arrestata il 13 aprile scorso con l'accusa di aver coperto la latitanza del padrino. Assolto dopo 8 anni un professore di San Fratello che con un esposto anonimo era stato accusato di tenere rinchiusa nel freezer la madre morta per continuare a percepirne la pensione. E infine il meteo, breve parentesi di sole in Sicilia per la giornata di domani, qualche nuvola passeggera su Catania, Ragusa e Siracusa, temperature in aumento. Per le previsioni e tutti gli altri approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e buona serata.